il trofeo che non avevamo lo scorso anno e finalmente lo consegniamo qua, trofeo nazionale di sommelier con Eliano Valdoverde, Prosecco Superiore, il primo classificato Martina Andretta, Susegana, 20-21 maggio 2017, il tempo si è fermato un anno, ecco cara Martina. Martina è stata... Eccolo qua, prego. Allora, intanto vogliamo sapere da Martina nel frattempo se il Magnum se l'è bevuto, no? Perché questo lo puoi conservare tra le cose care, ma il Magnum bisogna... È andato la sera È andato la sera stessa. Questo ci tranquillizza, vuol dire che è un ambasciatore fedele al ruolo che gli è stato decretato. E poi dico anche una cosa, ecco, sono stato personalmente testimone di una bellissima performance che Martina ha fatto la settimana scorsa a Sestri Levante, in un evento che facciamo tutti gli anni, quindi nella mia regione, in Liguria, dove è una selezione dei migliori vini della Liguria e ogni anno c'è ospite un territorio al di fuori della regione. Quest'anno era ospite il Condigliano Valdobbiadene e lei ha svolto egregiamente le funzioni di ambasciatore di questo territorio, quindi pensate io come gongolavo da presidente dell'AIS avere, diciamo, uno dei nostri pezzi forti, erano i nostri cavalli di razza, che raccontava ad un pubblico che non era semplicemente, non era soltanto un pubblico di appassionati o di esperti come possono essere noi, era un pubblico eterogeneo ed è riuscita veramente a trasmettere l'anima di questa area, di questo territorio, di questo vino in maniera molto semplice, molto efficace. Quindi vuol dire che i sommelier non sono quelli che parlano strano, i sommelier sono quelli che riescono a far comprendere da tutti quanti. Quindi complimenti di nuovo, è stata veramente molto brava. Poi presumo che due parole le voglia dire anche il tuo di Presidente. Grazie mille. Io sarò velocissimo perché la giornata ci attende ancora un impegno serrato, quindi è giusto rimanere nei tempi. Io ti ringrazio per tanta pazienza, Vladimiro ha ricordato questa gaffa colossale che non è solo sua, cerchiamo di dividere bene le colpe, però sarebbe stato, come dire, scortese assegnarti un premio nelle segrete di chissà quale spazio, era giusto dedicarti un momento pubblico che meritavi. E poi vuol dire, abbiamo sancito per l'ennesima volta, se ancora non fosse chiaro, che anche il miglior sommelier con Eliano Valdobbiadene, come con Eliano Valdobbiadene, dura nel tempo, quindi vuol dire una volta di più è un titolo che si tiene e che si può portare a lungo nel tempo. Quindi auguri per portarlo ancora per altro tempo ancora. No, grazie a te. Grazie.